parifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2022. La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto finanziario 2022 della Regione Veneto, il documento che certifica tutte le entrate e le spese sostenute nell'ultimo anno di amministrazione. Soddisfatto il presidente Zaia, presente nella sede di Rialto assieme a gran parte della Giunta. Si può sempre migliorare, però siamo felici anche perché è stata una bella parifica, è stato soprattutto sottolineato il grande lavoro che si fa. Poi è ovvio che è tutto migliorabile, si può fare sempre di più, però oggettivamente abbiamo preso in mano una regione che se avessi dovuto parificare 10-15 anni fa sarebbe stata una parifica molto difficile. Zaia ha ricordato alcuni numeri della regione, un risultato economico di 100 milioni di euro, una situazione patrimoniale di 10.641 milioni e un patrimonio netto che vale 2.628 milioni di euro, sottolineando anche come il Veneto rimanga l'unica regione a statuto ordinario dove non c'è pressione fiscale aggiuntiva. Diverso il commento del Partito Democratico Veneto, presente con la capogruppo Vanessa Camani e il consigliere Andrea Zanoni, che ricordano alcune indicazioni critiche avanzate dalla Corte. Il tema delle Olimpiadi, che continua a essere una grande incognita per quanto riguarda la nostra regione, sia nel senso dei risultati che degli impegni economici, e poi in generale la grande questione del perimetro sanitario. Riteniamo totalmente insufficiente la lettura del Presidente Zaia, che continua a raccontare di una sanità veneta dove va tutto a gonfie vele e dove non ci sono liste d'attesa. Ma a Venezia il discorso si allarga anche a tematiche nazionali, come il recente intervento del governo circa il potere di controllo della Corte dei Conti sul PNRR, una polemica ricordata nella sua requisitoria dal procuratore regionale della Corte dei Conti Ugo Montella. Il ruolo della Corte è una garanzia per le istituzioni, perché mette al riparo da eventuali censure in sede giurisdizionale e quindi da responsabilità. Allora non ho capito proprio invece sul controllo concomitante tutta questa polemica che si è innestata laddove i nostri stessi padri fondatori erano ben consapevoli del ruolo della Corte come sostegno dell'amministrazione.